Cari amiche e cari amici, eccoci qui anche questo sabato. Siamo qui con voi per sviluppare il tema della puntata della trasmissione Famiglie, Aziende e Economia. I problemi che assillano continuamente e quotidianamente sia le famiglie che le aziende. Sono problemi di natura economica, sono problemi di natura di sopravvivenza addirittura. Ci sono problemi bancari e naturalmente oggi affrontiamo un tema abbastanza delicato, noto ormai e stranoto, però abbiamo la fortuna di avere qui con noi l'avvocato Armand, che è noto alle cronache oltre per il suo impegno nelle vicende giudiziarie del crack delle banche popolari venete, anche per essere stato nel collegio difensivo dei famosi Serenissimi. Avvocato, buongiorno, benvenuto. Ci accenna un po' anche a questa, anche se non è il tema della giornata, a questa sua esperienza. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno ai telespettatori. Sì, è un'esperienza molto indietro negli anni, era la fine degli anni 90, un'esperienza straordinaria perché mi ha dato la possibilità, oltre che di affrontare un processo estremamente impegnativo, ma di conoscere persone portatrici di valori elevatissimi, ancorché poi siano stati condannati per i fatti loro ascritti. Io anche in quel processo ho sostenuto l'applicabilità dell'attenuante specifica proprio per le ragioni particolari che avevano spinto questi uomini ad agire. Essi invocavano la libertà della propria terra, la libertà del Veneto. Argomenti che oggi dibattiamo con una certa serenità, anche perché è cambiata la legge nel tempo, ma allora avevano delle ripercussioni molto gravi e vi era un po' di, anzi non vi era un po' di tabù, vi era il tabù di affrontare l'indissolubilità dello Stato italiano. Loro sono stati i primi a mettere in discussione questo argomento, poi vi è stato il cambiamento della legge e ripeto, è stata un'esperienza molto interessante. Diciamo il cambiamento della legge, però vediamo che oggi mettiamo sotto inchiesta un poliziotto che ha sparato per difendersi, però torneremo su questo argomento. Allora io passo a Claudio che naturalmente... ti ricordi, Claudio, l'ultima volta ci siamo lasciati con un tema importantissimo, quello dei carburanti. Vogliamo assicurare i nostri ascoltatori che ritorneremo su questo tema? Sì, buonasera anche da parte mia. Avevamo affrontato il tema nel tentativo di rispondere a una domanda che ci aveva inviato una ascoltatrice e abbiamo solo accennato al tema e poi l'abbiamo lasciato un po' in sospeso e comunque ci torneremo, che era appunto sui prezzi dei carburanti, del gasolio d'autotrazione, delle accise, certamente, o meno, certamente. Le speculazioni, ma ci torniamo. Certo. Invece adesso raccontami un po', tu che conosci l'avvocato Armand, raccontami le sue esperienze, le vostre esperienze. Beh, io sono particolarmente lieto questa sera di avere qua l'avvocato Armand, che ormai conosco credo da 4-5 anni, fin dall'inizio del famoso crack delle banche popolari venete. L'avvocato Armand è di Valdobbiadene, è titolare dell'omonimo studio legale ed è anche in questa veste che interviene questa sera ed è presidente di una delle associazioni più rappresentative, direi, dei risparmiatori truffati e azzerati dal crack delle banche popolari, che è l'associazione Don Torta. Naturalmente lei il Prosecco da Valdobbiadene non l'ha portato perché ha detto c'è il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Certamente non avrei voluto assolutamente togliere la possibilità
Soltanto che, dico pubblicamente, io sono astemio, per cui Però, guardi, questo sul tema non sono molto indicato. questo può essere un beneficio perché i nostri operatori qui invece bevono, se la prossima volta quindi noi comunque non disdegniamo un buon prosecco. quello che non bevo io potrebbero. Ecco. Certamente. Bene, entriamo nel tema. La situazione ad oggi delle vicende del crack delle banche popolari e dei risparmiatori, vogliamo approfondirlo un po'? Risparmiatori azzerati. Approfondirlo non è facile perché ci vorrebbero alcuni giorni. Noi avevamo fatto anche alcuni anni fa un convegno a Montebelluna molto importante, al quale hanno partecipato insigni studiosi e docenti universitari, che si intitolava Risparmio e fiducia, proprio per affrontare il tema specifico relativo sia alla crisi delle banche sia alle prospettive che si sarebbero presentate, l'abbiamo fatto nel 2019 mi sembra, sì, che si sarebbero prospettate negli anni futuri, e ciò che gli studiosi avevano previsto allora purtroppo si è verificato perfettamente, esattamente, addirittura la situazione simil Grecia che in questo momento stiamo vivendo in Italia. Difatti avevamo dedicato un focus specifico a ciò che era accaduto di recente nel 19 in Grecia, con la prospettiva di valutare quali possibilità vi fossero che si concretizzasse in analoga situazione in Italia, e purtroppo si sta concretizzando. Detto questo, forse agli ascoltatori interessa di più la situazione attuale, ovvero sia quali prospettive ci sono per ottenere ulteriori indennizi in questa vicenda. Sottolineo che grazie alla battaglia dei risparmiatori veneti specialmente, che si sono attivati sia in ambito sociale che in ambito politico, siamo riusciti ad ottenere una legge dello Stato, la legge sul fondo indennizzo risparmiatori, che è unica nel suo genere, che ha stanziato 1.500 milioni a favore dei risparmiatori che siano stati truffati dalle banche o dal sistema, preferisco dire io, e che dimostrino di possedere determinate condizioni soggettive ed oggettive. Di questo 1.500 milioni è stato erogato 1 miliardo, per cui avanzano 500 milioni che dovrebbero essere ancora dei risparmiatori, perché il punto fondamentale della legge era l'individuazione della somma da dare ai distributori, ai risparmiatori, 1,5 miliardi circa. Questi 500 milioni di avanzo rispetto alla prima distribuzione non riusciamo ad ottenerli dallo Stato italiano, il quale, mi si permetta l'espressione, accampa scuse di vario tipo. Serve un'ulteriore valutazione da parte dell'Europa per escludere che si tratti di aiuto di Stato, serve una nuova legge, serve un emendamento, serve un nuovo decreto attuativo, e tutti argomenti che a mio parere, ma non solo mio, ma anche a parere dei massimi giuristi italiani, fra cui mi pregio di citare il professor Dolmetta, già consigliere della prima sezione della Corte d'Appello e professore universitario in materia di diritto bancario, forse il massimo esperto in Italia in questa maniera, e noi riteniamo che la legge sia buona, cioè sia efficace, sia funzionale a distribuire l'intera somma stanziata senza ulteriori interventi. E ritengo che questi ulteriori interventi che la politica e la burocrazia vogliono adottare siano finalizzati o a nascondere che questi soldi non ci sono più, oppure a fare in modo che da qualche parte esca una virgola che consenta loro di non distribuire più questi 500 milioni. E lei è più orientato verso questa soluzione? No, guardi, speriamo di no. Io sono abbastanza semplicistico nella valutazione delle cose, nel senso che come risparmiatore e come cittadino non vado ad indagare quali siano i meccanismi interni della burocrazia dello Stato, quindi di capire in che posta del complessissimo bilancio dello Stato siano stati allocati questi soldi. Io dico soltanto che c'è una legge dello Stato che mette a disposizione 1.500 milioni. Questi 1.500 milioni debbono andare ai risparmiatori perché la legge dello Stato ha così disposto. Se lo Stato non onora le proprie leggi, sarebbe davvero un vulnus difficilmente giustificabile, e poi lo Stato,
con che faccia può pretendere dai cittadini un rispetto rigoroso delle leggi quando egli per primo non rispetta le proprie leggi? E quindi è un dibattito molto aperto. Speriamo che si arrivi alla distribuzione di queste somme per quel che riguarda il FIR. Altra possibilità di risarcimento di indennizzo potrebbe arrivare dai procedimenti che sono aperti nei confronti delle società di revisione. Non prendo in considerazione i procedimenti penali a carico dei dirigenti delle banche perché ovviamente ed evidentemente i loro patrimoni non sono tali, pur essendo ingenti, non sono tali da poter consentire un concreto beneficio al singolo risparmiatore. Quei procedimenti sono stati importanti per una giustizia sostanziale ed anche per avere tutta una serie di informazioni che ancora sono parziali sulle ragioni per le quali queste banche sono andate in crisi, con la conseguente perdita di valore delle azioni, l'azzeramento delle stesse e un aspetto molto grave che non è ancora stato adeguatamente stigmatizzato dai media, la perdita da parte del territorio veneto, della società veneta, dell'imprenditoria veneta, di tutti i cittadini veneti, di un proprio sistema finanziario, bancario di riferimento, cosa che quelle banche erano. Prima di entrare in questo tema, volevo sentire anche Claudio su questo, possiamo fare una battuta su quello che è successo a Consoli, i suoi 230 e rotti milioni restituiti a lui e non più andati. No. Lì c'è un malinteso di fondo. Allora, nella sentenza di primo grado vi era un provvedimento che disponeva il sequestro per l'ammontare del danno provocato. Ma questo non significa che il patrimonio di Consoli fosse di 230 milioni, cioè quello è un'apposta, diciamo, formale ma non sostanziale. Il patrimonio di Consoli, da quello che avevamo visto noi, era di alcuni milioni, quindi assolutamente quei 200 milioni non sono stati restituiti a Consoli, è stata soltanto revocata la disposizione di confisca perché vi è stata un'ulteriore visione della legge da parte della magistratura europea che impedisce il sequestro in procedimenti di questo tipo. Non vado sul dettaglio tecnico specifico, però chiarisco subito che quei soldi non erano di Consoli, non li aveva e non ritornano a Consoli, ecco, è soltanto un meccanismo formale. Sono contento che abbiamo anche chiarito perché avevamo accennato a questo tema proprio nelle scorse trasmissioni. Claudio? Anche se mi consentite una battuta, anche lei avvocato, i 4 anni del primo grado a Consoli sì erano tutti suoi e adesso sono stati ridotti a 3 perché alcuni reati sono andati in prescrizione. È un problema che avevamo già visto quando abbiamo iniziato questa battaglia nel 2015 perché i risparmiatori hanno cominciato ad organizzarsi a settembre, ottobre, novembre del 2015. La prima grande assemblea l'abbiamo fatta a novembre del 2015 proprio qui a Spresiano con la partecipazione di migliaia di risparmiatori. Il problema è un problema noto in Italia, il problema della prescrizione, i reati si prescrivono. Però diciamo che al di là della, come dire, fame di giustizia che tutti quanti abbiamo, vi deve essere un bilanciamento nella valutazione dei comportamenti, no? E quindi io credo che, e questa è una posizione della nostra associazione che abbiamo tenuto quasi dall'inizio, perché all'inizio eravamo caduti anche noi in errore, indotti da quella che era la ricostruzione mass mediatica fatta specialmente dalla RAI e da tutti i grossi gruppi editoriali. Noi crediamo che in questa vicenda vi sia sì una responsabilità, ed è stata accertata da parte dei dirigenti delle banche, sia in Veneto Banca che in Popolare di Vicenza, e ben per questo vi sono state le condanne in primo e secondo grado, adesso vedremo la Cassazione, e le assoluzioni non ci sono state, ma vi sono stati gli interventi di prescrizione, diciamo, che però è anche una garanzia che, come
un tempo si diceva garantisce il riposo alle famiglie, cioè dà quella tranquillità di non essere perseguitati tutta la vita dalla giustizia. Però manca, e lo sottolineo, manca davvero ancora in Italia una spiegazione che sia convincente su come mai queste banche siano state portate a quello che non è tecnico esporre, ma possiamo definire un fallimento che ha causato la perdita totale del risparmio di 200.000 persone. Ecco, questa non è ancora stata data la spiegazione, perché i procedimenti che sono stati celebrati hanno posto l'attenzione su un aspetto particolare della vicenda, cioè l'autofinanziamento delle banche attraverso le posizioni baciate, no? Le operazioni baciate. E dopo vorrei parlare delle baciate inverse, se mi fa memoria di questo. Baciate inverse. E in questi procedimenti noi abbiamo avuto la conferma da parte delle sentenze che per esempio in Veneto Banca ci sono state operazioni per 100 e rotti milioni di autofinanziamento. Ma sicuramente queste operazioni non sono quelle che hanno determinato la crisi delle banche tale da portarla al fallimento. E allora che cosa c'è in più rispetto a questa vicenda? Come di rilievo penale, perché lo ha accertato la magistratura, io non mi sento assolutamente di contestare l'accertamento della magistratura e non compete a me né come persona né come luogo, ma perché non andiamo a vedere le vere cause della disgrazia delle banche? Perché voglio ricordare agli ascoltatori, ma lo faccio anche per ricordarlo a me, perché non ce ne dobbiamo mai dimenticare, che nel 2015 all'Assemblea di Veneto Banca, il 19 di dicembre, gli allora amministratori, dottor Carus e il presidente, non mi sfugge il nome in questo momento, nominati col gradimento di Banca d'Italia e di BCE, avevano garantito che con la trasformazione delle banche da società cooperative con voto capitario a società per azioni, queste sarebbero state salvate e anzi in poco tempo rilanciate, perché c'erano dei piani industriali approvati da Banca d'Italia, approvati dalla BCE, che avrebbero dovuto proiettarle in un futuro estremamente roseo. Concludo dicendo che in quelle assemblee 19 dicembre per Veneto Banca e 6 di marzo dell'anno successivo, quindi del 2016 per Banca Popolare di Vicenza, il sistema finanziario garantito da Banca d'Italia e dalla BCE aveva garantito un futuro per quelle banche e i dirigenti erano stati nominati di gradimento delle strutture di controllo. E nel 2017 c'è stato il fallimento. Ecco, che cosa è successo in questo spazio? Perché queste banche invece di essere salvate sono andate al fallimento? Perché ai risparmiatori che hanno votato favorevolmente alla trasformazione delle banche da società cooperative di cui erano proprietari a società di capitali di cui poi non hanno più avuto nulla, perché c'è stata questa comunicazione ingannevole e nessuno è mai andato ad approfondire l'argomento? Io credo che questo sia un tema importantissimo per accertare eventuali responsabilità, e questo compete alla magistratura, ma importantissimo anche per i risparmiatori per capire se sono stati presi in giro volontariamente o seppure è stata una somma di eventi che sono sfuggiti di mano e che, nonostante il controllo da parte di espertissimi del settore, la vicenda purtroppo è decaduta nel fallimento. Ecco, questi sono temi che sarebbe bello approfondire. E noi li aspettiamo in un'altra occasione. Claudio? Volentieri. Sì, io volevo porre all'avvocato Orman una questione sulla quale ci siamo anche confrontati in diverse occasioni e sulle quali ci siamo trovati d'accordo, cioè sull'ipotesi di un progetto ben studiato e ben portato anche a termine per sottrarre le banche popolari, le banche locali al territorio. Un progetto che qui nel Veneto si è concretizzato con i crack della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, e che è un progetto finanziario ma sostenuto anche dalla politica, probabilmente. Ma guardi, io l'ho sostenuto
in assemblea, nelle assemblee pubbliche di Banca Popolare di Vicenza, dove sottolineo i dipendenti allora non volevano farci parlare come rappresentanti dei risparmiatori, e questo non va dimenticato ed è un altro argomento che sarebbe bello affrontare per capire il ruolo che hanno avuto i dipendenti, i sindacati dei dipendenti in questa vicenda. E l'avevamo definito come un esperimento socio-economico. La vicenda delle banche popolari venete è stato un esperimento socio-economico con una finalità ovviamente finanziaria. Primo, chi ha fatto l'esperimento? L'esperimento è stato il frutto di una concorrenza di volontà. Da una parte la volontà europea che ha cambiato le regole delle banche, introducendo il principio del bail-in, cioè della responsabilità diretta da parte dei soci. Principio ignoto a tutti, ignoto anche a me, pur essendo avvocato ed ero socio delle banche e sono stato fregato come gli altri, perché nessuno ce ne aveva informato e nella mia mente continuava sempre a riemergere il discorso pubblico fatto dal allora Presidente del Consiglio, il professore della Bocconi, come si chiamava, dopo mi verrà il nome, dove diceva il sistema bancario italiano è solidissimo. Quando tutto il resto d'Europa stava crollando, quello italiano era solidissimo e noi dormivamo sonni tranquilli pensando che nulla sarebbe accaduto. Monti. Del Presidente Monti. Invece poi è arrivato che l'Europa ha voluto provare il bail-in e vedere come questo funzionasse e ha deciso di farlo dove c'era la possibilità di guadagnare per il sistema finanziario, un sistema finanziario che ha deciso di attaccare le banche venete. E che vi sia stata una volontà di attacco si legge tranquillamente nella legge che ha imposto la conversione delle banche da banche popolari con voto capitario, cioè banche di proprietà del popolo, per la maggior parte veneto, di operai, contadini, professionisti, piccoli imprenditori e anche grandi imprenditori, perché ci hanno rimesso anche loro, ancorché alcuni siano stati risarciti con modalità talvolta non proprio trasparenti. E vi è stata questa volontà che si legge nel testo della norma, perché la legge Renzi che ha imposto la trasformazione delle banche recita per consentire l'accesso del capitale straniero all'interno delle banche popolari. Quindi più chiaro di così, per consentire l'accesso delle banche, del capitale straniero, è evidente che vi era la volontà di portare la grande finanza all'interno di un sistema bancario che era distonico rispetto a quello europeo. Perché? Perché tutte le banche italiane europee, le più grandi, con 2 eccezioni, sono società di capitali in mano alla grande finanza. Noi in Italia avevamo 2 grandi banche, la settima e la nona, in ordine di importanza, settima Vicenza, nona Veneto Banca, che erano in mano al popolo veneto. La grande finanza, secondo me, non tollerava questo e voleva impadronirsi. E delle banche, ma quel che è più importante, voleva impadronirsi del mercato del credito più importante a livello europeo e probabilmente anche mondiale, il mercato del credito veneto. E visto che ha la carica giusta, il ruolo della Banca d'Italia è della vigilanza bancaria, che dovrebbe essere istituzionale, è retto invece da persone di lobby e non democratiche. Lei sa che vi è un'espressione che circola nell'ambiente che chi tocca Banca d'Italia muore, no? La corrente elettrica è una corrente forte e mutuando quella battuta d'un tempo, chi tocca Banca d'Italia ha pericolo di morte. Però Banca d'Italia l'ha toccata la magistratura. Vi è un passaggio importantissimo nella sentenza di condanna di Sorato, che vorrei leggere, ma purtroppo il tempo non me lo consente, che evidenzia che uno degli ispettori di Banca d'Italia non ha detto la verità al Tribunale, perché era a conoscenza che le operazioni di autofinanziamento erano in atto all'interno di Banca Popolare di Vicenza già dal 2012. Ma allora, se la volontà era quella di impedire l'autofinanziamento perché questo avrebbe provocato un annacquamento del capitale di riferimento, perché non è intervenuta subito Banca d'Italia per impedire che questo accadesse? Però ci dobbiamo dire una cosa a chiusura di tutto questo ragionamento. Le regole bancarie non sono né regole divine né regole di natura. Noi sappiamo che se molliamo questa penna non può far diversamente che cadere sul tavolo.
Le regole, perché? Perché è una legge di natura. Le regole bancarie invece sono regole dell'uomo. L'uomo ha deciso di darsi delle regole, di modificare le regole, sono state modificate le regole per le banche con dei differenti capitali di riferimento che di fatto le hanno destabilizzate, quelle venete, e sono andati a vedere le banche venete perché fossero destabilizzate e le hanno punite. Quindi tutto l'impianto che a noi sembra quasi un qualche cosa di ineluttabile, una volontà divina che ha colpito i veneti perché colpevoli di aver fatto chissà quali errori sia nell'amministrazione sia nell'affidarsi alle banche, nell'amministrazione delle banche e nell'affidarsi a quegli amministratori delle banche, non è nient'altro che la valutazione di altri uomini che hanno ritenuto quel comportamento non conforme a quello che pensavano loro in funzione dei loro interessi, ma non degli interessi degli altri cittadini che siamo noi dall'altra parte, perché quando sono state prese queste decisioni, sono state prese decisioni in funzione del sistema bancario, del sistema finanziario nazionale e internazionale della grande finanza, però non è stata tenuta in assoluta considerazione il dramma che questo provocava a migliaia e migliaia di persone che sono state spogliate di una vita di lavoro. E questo bilanciamento è totalmente mancato e deve essere data una spiegazione ai cittadini perché lo Stato ha consentito un'ingiustizia di questo tipo. Avvocato, io la ringrazio per la sua chiarezza, per la sua carica e questo mi dà la certezza che l'avremo ancora qui ospite con noi, vero Claudio? Certamente, certamente. Ecco, la ringrazio. Anche perché l'argomento è particolarmente sostanzioso. Certo, certo. Grazie Avvocato, arrivederci alla prossima, grazie ai nostri ascoltatori, ai nostri videoascoltatori e vi do appuntamento per la prossima settimana. Ciao!